Il CFP Don Bosco di San Donà di Piave, sulla via del rinnovamento, ha inaugurato un nuovo laboratorio. Sentiamo Elisa Borri. Dall'accordo tra Fiat Group Automobilis e la federazione CNOS-FAP nasce un importante progetto a favore dei giovani, Tech Pro 2, il programma di addestramento professionale per tecnici da inserire nella rete di officine FGA. Da quali esigenze nasce questo progetto? Il primo passo l'ha fatto la Fiat, cercando un centro dove poter fare formazione per i loro formatori. Voi siete un centro già da anni che fate formazione ai ragazzi e quindi li preparate al mondo del lavoro? Sì, già da alcuni anni puntiamo sempre a restare al passo nell'innovazione nei settori che ci competono, quello elettrico, quello meccanico, macchine utensili e poi quello della riparazione dell'autovettura. Le officine esprimono sempre più una forte domanda di giovani preparati e motivati da inserire nel proprio organico. Il progetto Tech Pro 2 è nato in collaborazione con la federazione CNOS-FAP, che vanta una grande tradizione di eccellenza didattica, fondata sul valore della formazione professionale quale fattore di sviluppo umano e sociale. Tech Pro 2 è un nuovo progetto, di che cosa si tratta? Tech Pro 2 in realtà è un progetto che è iniziato da più di 5 anni e che continuiamo a fare con tutti i salesiani per portare, avvicinare il mondo del lavoro con i giovani di oggi e quindi facilitare l'inserimento dei ragazzi nel mondo di domani per essere preparati a quello che è la tecnologia e quello che troveranno veramente in officina e sul campo. Abbiamo portato tutto quello che è la tecnologia Fiat all'interno di quelli che sono i corsi proprio per far toccare con mano quello che sarà la realtà e quindi non lavorare su aspetti teorici, aspetti diciamo così, meno importanti, ma proprio su quello che è la sostanza di quello che troveranno domani in officina. Quali sono le opportunità che hanno questi ragazzi una volta terminato il percorso di studi? Allora, i ragazzi, la finalità nostra è inserirli quanto prima nel mondo del lavoro. Il nostro percorso prevede 3 anni. Al termine del terzo anno, una buona parte dei ragazzi continua con un quarto e quinto anno, altri invece si inseriscono nel mondo del lavoro. Per rispondere alla sua domanda, la finalità è quella di fare in modo che i ragazzi quanto prima prendano confidenza con il lavoro. A 24 anni sei già insegnante, com'è stato il tuo percorso? Allora, ho fatto i primi 3 anni qui, dopo grazie all'aiuto di molti insegnanti ho deciso di continuare gli studi, di diplomarmi e dopo un periodo di prova in un'azienda mi hanno chiamato qua. È un lavoro per cui mi dà tante gratifiche, c'è molta passione ed è un bellissimo ambiente. La rete Tech Pro 2 sarà in fase di espansione e crescerà in futuro anche a livello internazionale. Andrà a costituire un vero e proprio bacino di personale competente e motivato. Attingendo ad esso, le officine della rete di assistenza FGA possono avvalersi di tecnici altamente qualificati dalla professionalità certificata.